Buonasera, siamo qui per cucinarvi. Io sono già in tema, Marietta. pronto. Io sono pronto con lo Snoopy. E lei vabbè, lei è la Hilde, è la Hilde. È la Hilde. Cari amici, buonasera, grazie di essere ancora qui e sopportarci. E stasera sì. ancora con noi, con voi, per le Sibille interattive gratuite. Ciao Milena, ciao Stella, Silvia, ciao Milena, Silvia. buonasera a tutti e a tutte le Buonasera, persone salutiamo i nostri amici. che si collegheranno e parteciperanno questa sera con noi alla diretta. Se volete fare una decideranno. domanda, mi raccomando, nome, data di nascita, codice fiscale. Buonasera Massimo. Buonasera Massimo, noi ci siamo qui per voi, fate pure delle domande belle, interessanti, ricche, mi raccomando. Sì, più ricche che si può. Che noi cerchiamo di cucinarle. Io, come avete visto, sono già in tema. È pronto, sono lui già è lanciatissimo, quindi... Abbiamo tutto. Bene, Sì, parliamo un po' per chi non ci conosce ancora e insomma ci segue, cioè nel senso è la prima volta che ci vede, perché ad esempio oggi ci ha contattato una persona che voleva sapere dei... Esatto, quei bei circuiti con gli angeli, perché ha visto sicuramente questo in una delle dirette, insomma ci ha chiesto dove era possibile scaricare questi circuiti. Ricordiamo a tutti. Ma perché la mascherina? Questo, bella domanda, La solita domanda che lo ci bagniamo fanno subito. tutti. Ma chi è questo qui? Ma chi è questo Non qui? si sa. Non si Qualcuno sa, lo che vado a cercare e lo banno. Via. Non conosce il Marietto e non sa che il Marietto per scelta non si mostra. Ma cucino, sono sempre in cucina. Esatto, ma è sempre sul pezzo, quindi lui è presente, però giustamente vuole preservare la sua privacy, la sua identità. Quindi se vi va bene siete benvenuti, se no aria, se vi dispiace della mascherina. Cambiamo subito, anche queste bagniamo domande. subito. Allora, ma torniamo a noi. Allora, vi ricordiamo insomma che sul sito www.ilcapitano.altervista.org trovate tutto questo materiale e anche molto di più da scaricare gratuitamente. Quindi andate nel nostro sito, attingete a tutte le risorse gratuite che abbiamo nel corso degli anni, addirittura dal 2015, quindi sono ormai quasi 9 anni che siamo online, distribuendo materiale non solo che potete scaricare, ma anche visivo, perché se andate sui nostri canali YouTube, oltre le dirette che ci promettiamo ormai da tempo di fare regolarmente, trovate anche nelle playlist dei nostri canali molti video esplicativi, sia di accompagnamento ai circuiti che, come detto, trovate nel sito, ripeto, www.ilcapitano.altervista.org, che poi sarebbe il famosissimo sito del capitano. Vediamo se eccola qua, l'immagine della home page che trovate appena fate accesso al nostro sito. C'è Luce che miagola, reclama qualcosa, forse ha fame, aspetterà un pelino il tempo della diretta. Allora, ragazzi, quindi scaricate questo materiale, è tutto gratuito, nelle varie dispense, nei PDF trovate istruzioni per attivare fin da subito i circuiti e lavorare con le onde di forma. Se il funzionamento dei circuiti non dovesse esservi chiaro, potete comunque attingere, come dicevo, anche alle risorse video nei nostri canali YouTube. Quindi andate nella home page. Mamma mia, mi ha conficcato un'unghia nella schiena. Luce. Ai. La luce è questa qui, mi sa, cari miei, che fra un po' vado a cucinare la luce. Cuciniamo spezzatino. Io ho già il berretto con scritto Marietto, casomai qualcuno. Uno dei nostri passatempi è pensare alle 1000 ricette, ma continua a essere con noi, non lo faremo mai, però. Allora, scherzi a parte. Gli altri circuiti si li fanno pagare salati e facciano un po'. Noi sicuramente abbiamo una nostra filosofia, abbiamo fin dall'inizio deciso di mantenerci con richieste il minimo sindacale, proprio per permettere a più persone possibile di attingere a
aiuti concreti. È chiaro che poi tutti hanno la premura e l'afflizione da tempo, ma quanto tempo ci vorrà? Quanto ci impiega? Beh, i circuiti, lo dico ogni tanto, mi piace, no? Sì, certo. Mentre attendiamo che si colleghino altri amici, dare anche delle informazioni, poi sicuramente parleremo anche del nostro canale in modo più approfondito e anche del nostro sito e dei nostri servizi, ma i circuiti lavorano con le onde di forma sul testimone, quindi ovviamente si tratta di inserire una frequenza già che corrisponde alla persona su cui bisogna lavorare. La frequenza tipicamente usata è una fotografia oppure un biglietto scritto dalla persona con la sua data di nascita, oppure parti, per esempio ciocchette di capelli, batuffoletti intrisi di saliva, frammenti d'unghia, insomma esistono tante tipologie di testimoni, da quelli biologici a quelli olografici a quelli fotografici, eccetera, quindi ce ne sono di diversa natura. E perché funziona lavorando su una parte della persona? Perché quella parte ha una scia energetica univoca e quindi è sempre collegata al tutto. Anche se perdete dei capelli mentre siete in vacanza, quei capelli continuano a ricevere informazioni per voi e ve le inviano, quindi a volte siamo ancorati a contesti, luoghi, situazioni, anche perché ci sono veramente dei pezzi di noi, e poi ce ne sono altri che sono molto più sottili, che sono momenti magari critici o impegnativi della nostra vita dove ci frammentiamo anche un po' a livello energetico. Ma torniamo al concetto del tempo legato ai circuiti. È stato dimostrato e misurato che è soggettivo, quindi ogni persona non risponde alla stessa velocità, quindi non c'è un manuale per cui quella frequenza lavorerà su di lui in un giorno e su di me in 6 anni. C'è sicuramente, perché c'è anche il karma. Esatto, ci sono delle variabili che sono da considerare e che sono personali. Quindi una cosa è certa: entro 30 giorni, al massimo un mesetto, i corpi sottili si saturano, quindi il corpo eterico della persona si impregna come se la batteria del vostro cellulare al momento in cui la caricate raggiunga il 100%. Ecco, nel momento in cui è esposto un testimone all'interno di un circuito, ci impiega circa 30 giorni a trasferire le informazioni del circuito al soggetto. Quindi immaginate che intanto c'è solo il primo passaggio, il trasferimento delle informazioni del circuito. E se smontate il circuito troppo presto, è possibile, quindi poi dipende anche dalla natura del circuito, ce ne sono altri che vanno usati poche ore, ma questo è un altro discorso. Se però smontate questo circuito rimuovendo il testimone troppo presto, è possibile che poi gradatamente quella carica, come quando avete fretta, caricate al 50%, fate 4 telefonate, magari lunghe, e poi navigate 5 minuti, vi si spegne il telefono. Quindi il concetto qual è? Che poi si consuma questo magnetismo. Quindi generalmente noi suggeriamo, soprattutto per i circuiti mirati, di mantenerli attivi fino al conseguimento del risultato, perché se abbiamo sempre 100, 100, 100, 100, 100, 100, quindi se lavoriamo al massimo regime, è più probabile intanto essere, come dire, che il circuito ottenga i risultati prima di quello che magari si fa se non si raggiunge il giusto grado di saturazione. Ma ripeto, un mese è solo perché si raggiunga il 100%, quindi non c'è modo di accelerarli prima, perché è proprio un meccanismo di impregnazione che deve bypassare anche i servizi, diciamo così, di difesa che la persona ha. Un sistema difensivo non è soltanto il sistema immunitario che ci protegge da batteri e da altre forme, ma anche il sistema immunitario psichico della persona ci difende da quelle che non sono frequenze autoctone. Però a furia di sottoporre, martellare la persona a quella frequenza, la lunga si impregna. Quindi questo è il concetto con cui anche la ritualistica opera, soprattutto quella di una certa natura. La ritualistica... Dopo il mese si comincia a sperare che qualcosa si muova, perché la persona ha raggiunto la massima impregnazione che potrebbe raggiungere nel tempo, e quindi, salvo casi e situazioni karmiche, e quindi noi lo diciamo sempre, dal rituale al circuito il karma ha la precedenza sempre, quindi solo nel momento in cui non è contrario all'intervento che si fa, o
non crea ostacolo, quindi non sta lavorando in un'altra direzione, quindi gli andiamo dietro, allora in quel caso non abbiamo questi rallentamenti karmici. Vi faccio un esempio. È stato attivato un circuito per la perdita di peso, ma quella perdita di peso, che poi è avvenuta a partire dopo un paio d'annetti, quindi la persona poi ha raggiunto il suo peso forma, in quel momento, se avesse perso peso, probabilmente il grasso che difendeva il suo sistema nervoso e quindi che permetteva a questa persona di tollerare gli urti della vita, che in quel momento la stava bastonando, non avrebbe potuto, ecco, la perdita di quel grasso non l'avrebbe tutelata da magari altre cose, quindi magari una depressione, o non sempre uno quando dimagrisce solo perché si rimette in forma, allora la vita magicamente cambia, ma magari se è sotto pressione, quell'accumulo di grasso serve proprio a tutelare da crisi nervose, quindi non sempre i meccanismi sono così immediati o così scontati. È importante tenere in considerazione che quando quella persona però non aveva più realmente bisogno di quel peso, perché non era più bastonata dalle sollecitazioni del momento che stava vivendo, lì ha perso peso come niente. Quindi questo è il concetto. Bisogna avere pazienza. Per tutti questi tipi di interventi dovete portare pazienza, altrimenti forse è meglio rivolgersi ad altre forme. Quelli camminano anche di operazioni, sì, anche da altri operatori, perché ecco, quindi sicuramente non abbiamo nulla in contrario, ci sono tantissime tradizioni, esatto, ognuno si affianchi alle persone che gli dimostrano, che in qualche modo gli danno maggiore fiducia o sensazione di essere ascoltati e capiti, quindi ce n'è per tutti in questo mondo. Bene, allora che dire? Cominciamo a rispondere. Ma io non vedo tante domande. Esatto, vedo tanti saluti, ma domande? Non c'è nessuno che fa domande. Guarda che carina la Rosa Ricci, però Public, mettilo il suo commento. Eccolo lì, guarda. Ciao Hilde, come stai? Io grazie, bene, spero anche tu, ma visto che il mio sigillo sta funzionando, direi che allora anche tu starai un po' meglio e mi fa piacere. Sapete, ci vuole un po' di tempo, però vi dico una cosa. Dopo alcuni interventi non è immediato, cioè il cambiamento, se fosse radicale e se fosse istantaneo, probabilmente creerebbe non pochi shock, perché non siamo abituati a cose che si manifestino all'istante. Del resto, tutto perché come dire, si condensi su questo mondo materiale richiede del tempo. Ve lo dice Marietto che è un poco. Anche un bambino per nascere impiega 9 mesi, ma 9 mesi dove la mamma costantemente nutre questo bimbo che ha nel grembo, quindi questa nuova vita che attinge da lei. Considerate come tutto nel libro della natura rispetti dei tempi precisi, cose che si creino all'istante non sono impossibili, attenzione, perché noi abbiamo visto delle cose particolari, ma questo servizio, tra virgolette direi, è offerto da geni bassi e a cui noi evitiamo di attingere perché hanno un prezzo che non è quello che pagate per il rituale. Ok, quindi è proprio un prezzo karmico che vi colpirà nel momento in cui sarete più deboli, quindi è meglio non attingere a quel tipo di servizi. Esatto. Ecco. Ma ciò non significa che se a voi non piacciono o se a voi piacciono non dobbiate fare la scelta che consegue, quindi a ognuno secondo proprio discernimento e a propria discrezione. Quindi questo è quanto. Ma domande non se ne vedono. Io non vedo Marietto. domande, come ma vi si è asciugata la tastiera. Sì, Ci chiamate magari in chat privato perché volete una... Allora, anche i talismani si muovono in modo lento e inesorabile, sono come gli influssi astrologici. Del resto i talismani, soprattutto quelli della tradizione ermetico-cabalistica, attingono alle sfere planetarie, quindi potremmo definirli dei compensatori rispetto a quelli. Rispondo a Milena, perché ha fatto la domanda, sì, ecco. Altrimenti poi non si capisce perché sono saltata su questo discorso dei talismani. Allora, secondo la nostra tradizione, i talismani, diciamo, a cui noi attingiamo sono i sigilli. Questi sigilli sono simboli
evocatori collegati a specifiche intelligenze. Queste intelligenze hanno compiti precisi in quello che è l'universo integrale, e nella sua integralità ogni aspetto è curato appunto da queste intelligenze. È un po' come se avessero ciascuno delle mansioni collegate e corrispondenti alla qualità di quell'intelligenza, che poi non è altro che una qualità del divino. La tradizione cabalistica ha enunciato, enumerato e nominato, quindi ha trascritto secondo esperienza quelle che sono i nomi di queste forze e di queste intelligenze, e le ha suddivise secondo un'organizzazione, diciamo, un'organizzazione gerarchica, ecco, mi sfuggiva questo nome. Quindi quando vedete per esempio l'albero della vita, che è questo, che è il simbolo, magari lo metti perché ho anche luce in braccio, non riesco ad avvicinarmi di più. Questo simbolo, questo è l'albero della vita. Che cos'è questo simbolo straordinario? È la complessità della gerarchia spirituale superiore, quindi ogni sferetta corrisponde a un livello di coscienza. Quello più in basso, che è lì solitario, è collegato unicamente a quello subito successivo, e Malkut, e teoricamente è il piano su cui noi viviamo. Perché dico teoricamente? Perché la raffigurazione di questo albero è la condizione già di equilibrio e di perfezionamento. Quindi in teoria saremo su Malkut quando finalmente raggiungeremo il mondo a venire, quindi il massimo equilibrio, che è dato proprio non tanto dalla dualità, quanto piuttosto da questo disegno, questa organizzazione universale poggiata su 3 rami, su 3 alberi. Quindi su questi 3 pilastri c'è il massimo equilibrio, mentre su 2 ovviamente si oscilla da una polarità all'altra. Quindi è importantissimo come simbolo perché è la massima stabilità. Tra l'altro può essere elaborato nel cubo di Metatron, può essere iscritto nel fiore della vita, è un simbolo che grazie proprio alle conoscenze nascoste, occulte all'interno di questo simbolo, può essere utilizzato per estrapolare qualsiasi legge cosmogonica. Quindi per chi veramente ha questa voglia di meditare sul simbolo, di comprendere i sentieri della Kabbalah, di vedere la complessità appunto di questi suoni e come attraverso questo suono tutto questo piano è stato manifestato e creato, beh, allora troverà delle risposte straordinarie. Per questo simbolo è importantissimo per quanto ci riguarda, perché c'è tutto il bello a venire e quindi tutto quello che è l'aspettativa del raggiungimento del perfezionamento, del grado cristico, potremmo definirlo così. Quindi ciascuno di noi, perfezionandosi, ponendosi in equilibrio, risalendo la china di questa scala, la scala di Giacobbe non era altro che questo, questa organizzazione di queste intelligenze che salgono e scendono perché sono continuamente operative anche su questo piano, quindi cercano di raggiungerci mentre ci aiutano a risalire, a elevarci. Quindi quando parliamo di sigilli dobbiamo comprendere che stiamo mettendoci in contatto con alcune di queste intelligenze preposte in aree specifiche. Quindi quando si studia qual è il sigillo più appropriato e di cui avete bisogno, si va a capire e a indagare dove siete più deboli, anche partendo dalla vostra data di nascita, per comprendere quali sono le lacune astrologiche, che queste lacune o questi aspetti difficili del vostro tema ovviamente sono il nostro, parlo anche per me, karma. Quindi sicuramente è necessario intanto comprendere in che direzione ci sta portando l'incarnazione attuale e come possiamo dare una mano. Ma proprio perché alcune lezioni karmiche sono propedeutiche al nostro percorso, alla nostra comprensione e elevazione morale e spirituale, non è necessario, cioè non sempre si possono bypassare. Questo è importante ed è onesto dirlo, perché altrimenti vi aspettate di camminare sull'acqua solo perché avete un talismano. Probabilmente è possibile chiamando i geni bassi, ci sono formule, vedo che non ci sono domande. Quindi cari amici, io penso che possiamo chiudere qui perché in ogni caso sì. Antonio non è in linea, cos'è che dice? C'è una domanda, ormai questa serata la dedichiamo a rispondere a domande come se fossimo
non so, in un corso, uno dei nostri corsi, va bene? Allora, domanda: se quello che chiedo è per cui attivo un circuito di radionica o un rituale, non è in linea con il mio progetto di vita o karma, io non lo ottengo mai, giusto? Lo ottieni solo nella misura in cui non devia il tuo percorso. Oppure solo quando hai esaurito il karma che in quel momento lo impedisce. Io per esperienza vi posso dire che non c'è richiesta che non venga accolta, solo che non c'è richiesta che non venga accolta poi a tempo debito, quando siamo veramente pronti e maturi. Esatto. Quindi quando vi faccio un esempio perché è importante che capiate. Noi siamo costantemente ributtati su questo piano, è un meccanismo così di reincarnazioni. Partiamo, arriviamo, facciamo il nostro percorso, decolliamo e ritorniamo con un altro Facciamo progetto, un altri compiti, altri lineamenti, probabilmente un'altra nazionalità, a volte no, dipende, ma è una continua ruota. Quello che però crea il karma sono in parte anche i desideri delle persone. Quindi, sì, ma i desideri in fondo vengono anche messi dal sistema, da queste cose qua. esatto, e proprio perché sanno che così alimentano una Esatto. ruota karmica, ci inculcano il bisogno. Esatto. Il bisogno. E quindi siamo sempre lì a desiderare, a desiderare. Io vi faccio un esempio, è pieno di indicazioni per l'applicazione della legge d'attrazione, Sì. oppure di liste fantomatiche per attrarre un tot numero di desideri. Assolutamente sì, prima o poi vi scrivete anche voglio una scimmia verde, arriverà, magari vi arriva un pupazzetto, però vi arriva. Il problema qual è? Ah, Marietto, hai messo... Sì, vi devo lasciare perché c'è una cosa molto importante da fare, non in cucina, ma va bene, allora continuo io, va bene? Ciao Marietto. Ciao. Allora, vi dicevo, quindi cosa succede? Magari vi arriva in una forma diversa, non proprio quello che avete chiesto, o comunque alla lettera. Attenzione, dovete fare attenzione perché le cose arrivano alla lettera, proprio tutte. Però perché certe cose non si manifestano subito? O la legge d'attrazione ha tutte queste debolezze. La legge d'attrazione è debole nella misura in cui non viene considerato non solo la legge di causa-effetto, ma anche la legge della risonanza. Prima ancora della legge di attrazione, sua madre, la mamma di questa legge, è la legge della risonanza, vale a dire che il simile attira il simile. Voi potete stare ogni giorno 10 minuti a ripetervi cose positive, ok? Ma finché non vi entra dentro, cioè finché non si scrive nel subconscio e quindi una volta che è scritto nel subconscio diventa il vostro orientamento, il vostro modo di pensare, di comportarvi, ma anche diventa un nuovo modello, un nuovo input che inviamo, perché il subconscio che invia gli input in questo mondo olografico, se non entra lì non c'è potenza. Perché? Se io mi fisso, per esempio, 5 minuti al giorno, che domani ricevo un assegno di 1.000 euro, e lo faccio in modo che insomma lo visualizzo, provo l'emozione di quando ricevo l'assegno, cioè tutte quelle cose che vengono spiegate, ma io dentro ho un programma nel mio subconscio che dice i soldi dal cielo non esistono, non può piovere addosso questa ricchezza, bisogna sudare, bisogna lavorare, che è anche giusto, del resto è scritto anche che quelli sono i soldi benedetti, quelli col sudore della fronte, gli altri a volte fanno più danno che vantaggio, sono poche volte le volte in cui una vincita ha veramente fatto del bene, ma per dirvi, se in qualche modo ci piove addosso un qualcosa è perché dentro siamo riusciti a dirci che ce lo meritiamo, che è possibile, che è giusto. Quindi è tutto qua. Il segreto è questo. Io riuscirò a lavorare su una cosa o dentro di me quando effettivamente non ho controindicazioni, cioè nel disegno del mio percorso quella cosa non mi devia il sentiero, anzi piuttosto era previsto per me che io riuscissi in un determinato intento. Ma tutti i desideri che restano sospesi vengono realizzati prima o poi, anche in altre incarnazioni, ed è questa la cosa terribile, perché la nostra ascesa e la nostra uscita da questa ruota è
più facile o possibile solo nel momento in cui abbiamo realizzato tutte le cose che abbiamo creato sul piano mentale, quindi tutti i nostri desideri. Attenzione, per desideri non pensate solo mangiare il gelato al pistacchio in inverno. Il desiderio a volte è anche una paura, quello è un desiderio al contrario, però è anche quello, cioè se io mi sintonizzo su quella paura e l'alimento giornalmente, ho paura di questo, ho paura di questo, oddio che paura, questa cosa, mamma mia, non vorrei mai, o questa cosa, quelle diventano anche ossessioni e lì sì che poi diventa un grosso problema perché condensiamo prima o poi proprio dove la nostra attenzione si focalizza. Quindi finché resta solo nel piano mentale come un pensiero che possiamo neanche scacciare, ma che vediamo attraversare la nostra mente e semplicemente non alimentiamo, allora siamo al sicuro. Ma quando cominciamo ad alimentare circuiti ossessivi, è possibile che si scriva qualche convinzione nel subconscio e quindi se si scrive qualche convinzione nel subconscio diventa più difficile perché dal subconscio non si può togliere nulla, casomai modificare, limare, riequilibrare la polarità, quindi correggere, invertire la rotta, ma non si può più estrapolare nulla. Anche un'ipnosi profonda non può togliere le cose dal subconscio, può rimuovervi la memoria, può darvi altri parametri, non si toglie più nulla dal subconscio. È come, ecco, avete presente tutti quelli che dicono di andare nei registri akashici? No, è più probabile che vadano nel loro subconscio che una mente che riesce a collegarsi alla mente collettiva e ha molte, molte informazioni. I registri akashici nella realtà non sono accessibili se non a grandissimi iniziati e sono tutelati da severissime intelligenze di Saturno preposte al karma e al mantenimento proprio dell'equilibrio di questo mondo. Quindi immaginate se Pinco Pallo riesce ad attingere delle informazioni che sarebbe buono non avesse, con tutti questi corsi, ha fatto un corso di 2 giorni, 5 ore al giorno e via, adesso ha un certificato che può andare a leggere nei registri akashici, immaginate se fosse veramente così, se Pinco Pallo che si è svegliato con questa smania di conoscenza o chissà magari di riuscire anche a ottenere un qualche potere, potesse attingere a informazioni di passato, presente e futuro di tutto il cosmo, di tutto il creato. Ma secondo voi, no, dico, secondo voi è possibile? Perché se così saremmo già esplosi, cioè il mondo sarebbe già collassato, deflagrato, vedetela voi, squagliato, ma di sicuro non saremmo più qua, perché l'essere umano non è in grado di combinarle giuste e soprattutto perché non fa quello che dovrebbe, non lavora dentro, non si corregge dentro e quindi dove vogliamo andare? Col vogliamoci bene, se poi non è autentico, quell'amore là è agape, è qualcosa di straordinario, è qualcosa di veramente quell'amore assoluto, quindi senza condizioni, incondizionato, ma quello non lo si raggiunge se continuiamo ad avere i nostri mostri, a fare finta di non vederli perché inviamo tanta luce a destra e a sinistra. Mi raccomando ragazzi, il percorso spirituale o comunque un percorso di conoscenza, io non sto dicendo che ce n'è uno solo, anzi tutte le strade portano a Roma, come tutti i sentieri portano a Dio, alla fine la realtà è una sola e ognuno ha il diritto, il dovere di perseguire la propria, del resto non è un cammino stabilito da noi, noi riceviamo delle intuizioni o siamo spinti in alcune direzioni che sono quelle allineate col nostro grado di intendimento e con la nostra capacità non solo di comprendere, ma il nostro sviluppo animico di quel momento. Quindi ci sono insegnamenti che oggi ci danno un pezzo, ci aiutano, ci permettono di fare il passaggio successivo, ma magari non siamo arrivati, ne arriverà un altro e dobbiamo fare continuamente un'opera di scrematura, sgrossatura, capire e interiorizzare anche cosa è veramente utile per noi, cosa c'è di vero e cosa ci accresce. Sicuramente tutto quello che vi permette di guardare dentro, di correggervi, di evolvere, ma evolvere non in una direzione di attingere poteri, quelli sono cose che arrivano da sole quando l'anima si sviluppa, comprende la propria
posizione, come dicevo, nell'ecosistema integrato, quindi in quello che è l'universo integrale e non solo la propria realtà locale, ma tutta una cognizione cosmogonica, cioè di dove siamo collocati come esseri umani in questo equilibrio. Come dicevo, c'è questa gerarchia spirituale e quindi solo in quei momenti, quando veramente siamo al nostro posto, allineati col nostro destino, allora lì si creano tutte le magie, tutte le porte si aprono, quindi prima di incaponirci, anche se quando ci incaponiamo è sempre lui che spinge. È scritto anche nel nostro testo sacro, noi cabalisti usiamo e ci rivolgiamo e studiamo, dissezioniamo, oserei dire, la Torah, è importantissima per noi, e lì c'è scritto: ho indurito il cuore del faraone. Quindi non è il faraone che ha deciso di osteggiare, ostacolare Mosè e la liberazione del popolo ridotto in schiavitù. No, è Dio stesso che ha indurito il cuore del faraone. Perché l'ha fatto? Quindi ci sono tante domande, ma sono tutti simboli, così come per esempio il faraone è la nostra parte mondana, ecco, è il nostro io, piccolo io, egoico, quello che vuole, no, diventare qualcuno, qualcosa, comandare, brigare, fare, dire, insomma tutto quell'aspetto egoico. Il faraone rappresenta questo, la liberazione degli ebrei, e quindi della schiavitù, degli schiavi di allora, rappresenta invece la liberazione di quella che è la nostra vera natura, la nostra vera essenza, quindi quel principio, diciamo così, originario, dove non abbiamo sovrascritto quello che è una struttura psichica egoica, quindi niente che ci sia stato inculcato, niente che ci sia stato appiccicato, niente che corrisponda a bisogni indotti, abbiamo detto prima, che stimolano i nostri desideri, no? Ci inculcano dei bisogni, delle necessità che non sono per niente reali. L'unico bisogno che noi abbiamo è di trovare la nostra vera natura, la nostra vera essenza, ed è lì che siamo una cosa sola col divino. Più sgrossiamo, più andiamo in profondità, più ci guardiamo dentro, più riusciamo a entrare in contatto con lui, lei, Dio Padre e Madre, quello che è. Questa essenza di cui noi siamo una piccola scintilla, però è un grande lavoro, perché è un lavoro rivolto dentro, non fuori, dentro, tutto quello che vi spinge a guardare fuori, a desiderare fuori, a muovere l'energia, a attivare simboli. Dentro, il simbolo non si può attivare fuori se non si attiva dentro, ricordiamoci macrocosmo, microcosmo, quindi è la legge di risonanza. Se noi non entriamo in risonanza con quelle energie, con quella frequenza, con quell'intelligenza divina, con quell'aspetto che vogliamo rafforzare, quindi difficilmente otterremo dei risultati. Quindi questo, vabbè, stasera è andata così, non c'erano domande, ma c'erano domande, diciamo, più di natura istruttiva, quindi va bene, apprezzo, spero che abbiate apprezzato anche voi questo tempo in mia compagnia. Che dirvi? Vi ricordo che insomma martedì sempre alle 19 19, sì esatto, 19 vi aspetto su questo canale, su questi canali, quindi dipende da dove vi siete collegati, per passare un po' di tempo insieme e ovviamente rispondervi con le SIPIL. Vi ricordo comunque che sono disponibile in privato, sempre per consulti professionali, tramite appuntamento. Un abbraccio a tutti, buon proseguimento di serata, a martedì prossimo alle 19.